Le mostro queste immagini, si riferiscono a un campo nomadi su cui è montata una grande polemica, non è vero Giorgia? Sì. Il sindaco lo sa bene, i residenti e molti partiti politici si sono opposti a questo progetto che prevede la costruzione di 38 alloggi per i nomadi a Favaro Veneto. I residenti hanno tentato in tutti i modi di bloccare il progetto, raccogliendo persino delle firme per indire un referendum che però il Consiglio Comunale ha deciso di non attuare. Allora, a questo merito le giro una domanda che un consigliere regionale della Lega Nord le ha fatto. Adesso va in onda. Io voglio sapere se c'è o meno la compatibilità urbanistica per l'intervento del campo nomadi, villaggio nomadi, quello che appunto sta sorgendo a Favaro, perché abbiamo dei forti dubbi che quello che si stia facendo abbia una copertura urbanistica. Quindi voglio sapere, è o non è compatibile l'intervento che si sta facendo a Favaro? Allora, questa era la domanda di Roberto Ciambetti, consigliere regionale della Lega Nord. Io chiederei, finiamola questa storia del campo nomadi. Non è un campo nomadi, sono alloggi di residenti, sono cittadini veneziani. È un villaggio. Sono cittadini veneziani che hanno un alloggio, sono cittadini veneziani, sono nomadi, sono cittadini veneziani di etnia Sinti, è chiaro? Cioè, vogliamo finirla questa storia del villaggio nomadi? Noi abbiamo fatto anche i villaggi nomadi nel comune di Venezia, ce ne siamo fatti carico all'epoca delle tragedie in Jugoslavia. Sono cittadini residenti con la carta d'identità, i figli vanno a scuola, lavorano nel comune di Venezia da anni, alcuni è la seconda o la terza generazione, che sono di etnia Sinti, e l'etnia Sinti ha determinate abitudini, allora le abbiamo sistemate adeguatamente, mentre adesso vivono in condizioni incivili, creando enorme disagio, poiché vivono in condizioni incivili, agli abitanti vicini. È chiaro il concetto? Quindi, allora, abbiamo chiuso. Sulla questione urbanistica è evidente che il discorso. Se fosse, noi siamo andati al TAR, il TAR ci ha dato ragione dappertutto, quindi è chiaro che ci sono tutte le compatibilità di questo mondo, ma vi pregherei di finirla con il villaggio nomadi. Non sono nomadi. C'è scritto villaggio. Ma voi continuate a dire villaggio nomadi. C'è scritto anche villaggio. No, voi continuate a dire campo nomadi. Ecco. Allora, abbiamo chiuso questa questione del villaggio, abbiamo chiarito una volta per tutti del villaggio per i Sinti. E aggiungo che è un'operazione partita più di 10 anni fa, in perfetto accordo allora con lo stesso governatore e con la stessa maggioranza in regione della regione.